Allora, voi sapete che le giornate bagnate portano fortuna tutto il periodo di Natale, quindi questo è il segnale che il nostro Natale sarà molto fortunato. Adesso noi che cosa facciamo? Accendiamo l'albero, vedete che è un albero alto, luminoso, e poi ci spostiamo al parco urbano dove alle 17:10 è previsto uno spettacolo delle strie col fuoco per i bambini. Così al parco urbano potremo ammirare lo spettacolo e intanto anche dare inizio a questo Natale per Abano, che ci auguriamo pieno di felicità, di serenità, perché questa città ha bisogno di questo ora. Quindi io direi intanto di ringraziare l'assessore Berto, che in questo mese ha fatto salti mortali per consegnare tutto quello che vedrete da stasera fino al 10 gennaio ad Abano. Vedrete che Abano è molto illuminata, avrà dei giochi di luce molto interessanti, nuovi, divertenti, e lo ringrazio da parte di tutta l'amministrazione comunale perché ha fatto un grande lavoro. È presente anche il vice sindaco Polpa che sta vedendo l'albero, e ringrazio anche gli uffici, in particolare la nostra Federica Trevisanello, che ha curato un po' tutta e ha coordinato un po' tutti gli eventi del Natale. Io direi di dare il via all'accensione. Bellissimo, e con questo vi auguriamo di passare un bel periodo di Natale ad Abano e soprattutto di avere tanta fortuna, che anche questa non guasta mai. Grazie ancora, ci vediamo al parco urbano alle 5:10 che c'è lo spettacolo col fuoco. Grazie a tutti.